lieve e vento sulla pelle, profumo di fiori e mare calmo. Questa così la primavera qui nel piccolo Eden Ligure. Meraviglie ci aspettano come i sogni di mezza estate. Ciao a tutti, siamo a Sestri Levante, che oggi non andiamo tanto in alto, ma andiamo a visitare le rocche di Sant'Anna, i ponti romani e la Baia del Silenzio. Diciamo che più che un trekking è una passeggiata, faremo una decina di chilometri circa, più o meno, e niente, oggi ce la prendiamo molto comoda. Ci vediamo dopo. Allora, dopo un po' di guazzabuglio, nel senso che il passaggio sotto il ponte è allagato perché è arrivata una mareggiata, siamo arrivati all'attacco del sentiero per le rocche di Sant'Anna. Sta arrivando un bel caravan, ma noi non andiamo. Sì, praticamente dovete seguire le indicazioni per il campeggio di Sant'Anna nel caso in cui il ponte dalla spiaggia fosse allagato. Vabbè. Adesso noi facciamo il giro qua, che è un anello, un doppio anello, andiamo alle rocche e torniamo giù dai ponti romani, che sarebbe questa strada qui. Si parte finalmente, un po' di sentiero e basta asfalto e lungomare. Allora, adesso il giro delle rocche di Sant'Anna l'abbiamo fatto, adesso prendiamo la strada dei ponti romani e poi torniamo nel lungomare di Sestri e ci fermiamo a mangiare in spiaggia, possibilmente dove non c'è la sabbia, perché io di infilarmi la sabbia nelle scarpe anche no.
La Margot non gli piace mica tanto l'acqua, ai bambini invece sì. Allora, nella spiaggetta della Baia del Silenzio c'è già un sacco di gente e un sacco di vucumprà adesso, quindi niente, adesso andiamo a vedere qua. Siamo ritornati nella civiltà. Il nostro anellino, di cui poi alla fine è stato un giro un po' a caso, nel senso che poi siamo andati a vedere un po' le spiagge, la Baia del Silenzio, il caruggetto tipico di Sestri Levante, è durato circa 10 km. Comunque la passeggiata è fattibilissima da chiunque, molto bella. Credo però che in estate sia veramente calda, perché faceva molto caldo oggi, quindi non oso pensare a luglio e agosto. È comunque un piccolo promontorietto sopra il mare con pochissima ombra, quindi insomma la consigliamo più in stagioni giusto primavera o autunno. Va bene, allora niente, alla prossima. Ciao a tutti! Ciao! Ah, e ovviamente se c'è un serpente, dove? Sarà una lucertola, famosi, un cobra, un'aspide. Vabbè, niente, dicevo, se vi fa piacere iscrivetevi al canale e ci aiutate a crescere e grazie, grazie. Ciao!